Va ora in onda la rubrica Ozonoterapia a cura del dottor Leonardo Pentivolpe. Buongiorno, eccoci nuovamente al nostro solito incontro. Oggi parleremo di un argomento che potrebbe essere molto vasto e potrebbe impegnarci per lungo tempo. Cercheremo di sintetizzarlo. Oggi parleremo, data la stagionalità, parleremo del mal di schiena. Qualche anno fa, in un congresso, c'era un cartello che è rimasto impresso nella mia mente. In grande c'era scritto: il mal di schiena non ti uccide, ma ti tortura lentamente. E in effetti è vero, il mal di schiena ti limita molto. Nessuno è mai morto di mal di schiena, però si muore dentro, nel senso che ti fa sentire più vecchio, ti fa sentire più limitato nei rapporti con gli altri, ti fa sentire sempre così, con scarsa voglia di muoverti. Quindi il mal di schiena, in fin dei conti, è un problema che accompagna l'uomo da quando è diventato Homo erectus, perché è uno degli scotti che paghiamo per esserci sollevati da terra e esserci messi dritti. Quello che oggi cercheremo di valutare sono le varie forme di mal di schiena, perché il mal di schiena si presenta magari in tutte le persone in un modo, però ha molteplici sfaccettature. Intanto, io nella mia attività professionale quotidiana, voi sapete che io sono un medico che pratica l'ozonoterapia, che conosce l'agopuntura, che quindi buona parte dei pazienti che si avvicinano a me si avvicinano per il problema mal di schiena. E quindi dopo decenni di professione ho tratto anch'io delle conclusioni a proposito del mal di schiena. Intanto l'età è un fattore condizionante, però ci sono anche dei pazienti giovani che arrivano da me per il mal di schiena. Per esempio, in questo momento io sto trattando un paziente, il paziente più giovane, che sto trattando un paziente di 30 anni, che è stato addirittura operato alla schiena. È un ragazzo normale, un ragazzo che ha fra l'altro una bella presenza, dritto, una buona muscolatura, eppure lui soffre di mal di schiena. È stato operato perché aveva un'ernia, dopo l'intervento non è cambiato nulla nel suo mal di schiena. Poi considereremo il motivo di tutto questo. Quindi il mal di schiena, anche se predilige le fasce di età che vanno dai 50 anni in su, però non è raro trovarlo in uomini o donne di fasce d'età più giovani, fino ad arrivare, anche se molto occasionalmente, fortunatamente, a ragazzi che vanno dai 25 ai 30 anni, che lamentano mal di schiena costante. Quindi l'età avanzata è uno dei fattori che giustifica il mal di schiena, perché con l'età si riduce il disco intervertebrale, perché con l'età si riduce la muscolatura. La muscolatura ha anche un ruolo importantissimo nel determinare il mal di schiena, perché i muscoli sono dei sostegni, è come una tenda canadese che ha i fili che sostengono la struttura. I muscoli sono dei sostegni per la colonna, quindi venendo meno la muscolatura è chiaro che ci si piega e quindi si tende ad avere il male di schiena, che tante volte è un male anche legato alla muscolatura, oltre o più che non alla colonna. Un'altra delle cause che si tengono in considerazione sono le ernie. A proposito delle ernie, vorrei anche fare delle considerazioni. Quali sono queste considerazioni? Nella dizione moderna il termine ernia è stato sostituito da un altro termine che è il conflitto disco-radicolare. Che significa conflitto disco-radicolare? Significa che se noi facessimo uno screening di massa, cioè noi facessimo una risonanza magnetica a tutta la popolazione, potremmo trovare che il 70% delle persone ha l'ernia, però non sa di avere un'ernia e non ha neanche mal di schiena. Com'è allora che queste persone che hanno l'ernia senza sapere di averla
non soffrono di mal di schiena e delle persone che magari con un'ernia che teoricamente è insignificante soffrono di mal di schiena. Quindi si parla di conflitto disco-radicolare. Quando è che l'ernia provoca il mal di schiena? L'ernia provoca il mal di schiena quando quest'ernia... Intanto definiamo cos'è un'ernia. Un'ernia è uno scivolamento del disco intervertebrale oppure della sostanza grigia, va bene, diciamo che è uno scivolamento, senza andare nei dettagli tecnici che a voi interessano poco, della struttura interposta tra le due vertebre, perché sapete che tra una vertebra e un'altra, e la successiva, c'è una struttura, tipo il disco, c'è una struttura particolare che serve da sostegno alla vertebra sovrastante. Quindi quando questa struttura fuoriesce, non è più appaiata rispetto al contorno dell'ernia che sta sotto, allora si parla di ernia. Praticamente tra una vertebra e l'altra ci sono degli ammortizzatori che se si spostano, questo spostamento tecnicamente viene chiamato ernia. Quello che io vi ho detto è per dare l'idea, il discorso è un po' più complesso, però volevo rendere l'idea di quello che stiamo per dire. Quando questo spostamento della struttura interposta tra una vertebra e l'altra comprime il nervo, che significa comprime il nervo? Significa che tra una vertebra e l'altra, cominciando dalla prima vertebra cervicale e finendo all'ultima vertebra lombare, alla quinta vertebra lombare, tra una vertebra e l'altra passano dei fili. Questi fili, che sono i nervi, vanno a raggiungere delle aree ben precise del corpo, cioè ogni parte del nostro corpo viene raggiunta dai nervi che partono dalla schiena, dalla colonna. Tra una vertebra e l'altra c'è un forellino da cui esce il nervo, che poi si dirige verso una zona ben precisa del corpo. Per esempio dalla colonna cervicale escono tanti, da questi forellini, dei fili che vanno verso le braccia. La colonna lombare, da questi forellini escono dei fili che vanno verso le gambe. Quando il nervo viene compresso, perché l'ernia, questa fuoriuscita del disco intervertebrale, chiude quel forellino da cui esce il nervo, quindi il nervo viene compresso, c'è il dolore. È la stessa cosa che voi avete in mano un tubo e lo stringete e non passa più acqua. Là non passano più le correnti che devono così passare normalmente attraverso il nervo, per cui quell'area si ribella col sintomo dolore. Questo è il conflitto disco-radicolare. Conflitto disco-radicolare significa che c'è una compressione da parte di questa fuoriuscita nei confronti del nervo. In genere, se non c'è questo conflitto, cioè se l'ernia fuoriesce però non comprime il nervo, non tocca delle strutture nervose, noi possiamo avere l'ernia e senza neanche accorgercene, senza neanche saperlo. Purtroppo ultimamente sono state molto colpevolizzate le ernie, nel senso che qualsiasi paziente che ha un dolore, che tante volte non c'entra niente con l'ernia, il semplice fatto di avere un'ernia viene attribuito il dolore a quell'ernia, senza tenere presente che magari manca il conflitto disco-radicolare. Quali altri? Quindi, questo a proposito delle ernie, poi eventualmente, anzi non eventualmente, poi parleremo anche delle terapie. Proseguendo la nostra analisi nei confronti di quelle che possono essere i mal di schiena, una delle cause importanti che io ho visto che si presentano frequentemente alla mia osservazione è l'attività fisica. Molte persone fanno attività fisica in maniera protratta, in maniera esagerata, in maniera inadeguata e da incompetenti anche, diciamo. In che senso? Ci sono, non so, delle pazienti che hanno mal di schiena, vanno a fare la loro lezione di zumba e saltano come pazze
in maniera così anomala e dopo lamentano il mal di schiena, ma quello è un effetto regolare di quel tipo di attività che hanno fatto. Come ci sono persone che hanno un'attività fisica non adeguata alla loro età, nel senso non posso io, un uomo di 50 anni, di 60 anni, di 70 anni andare a fare attività fisica con i pesi o andare a correre come quando si aveva 40 anni, perché se forzi, magari molti forzano credendo così di mantenere la muscolatura, ma non si rendono conto che la muscolatura viene ulteriormente usurata. La macchina va fatta correre in autostrada in relazione a quello che è la vecchiaia del motore. Io non posso una macchina da 300.000 km andare a 200 all'ora in autostrada, dovrò accontentarmi di andare a 130, altrimenti corro il rischio di far saltare tutto. Così, anche per la nostra macchina umana, non è possibile così esasperare l'attività fisica in funzione dell'illusione che avremo una migliore muscolatura. Quindi bisogna rapportarsi all'età. Al contrapposto ci sono molti mal di schiena da assenza di attività fisica. Molte persone, l'uomo è stato fatto per il movimento, siamo una massa di muscoli. Molte persone sedentarie, che lavorano 10 ore al giorno sedute, che stanno sempre o in piedi, non facendo un minimo di attività fisica per riossigenare i muscoli, il muscolo chiaramente si ribella e si ha il mal di schiena, che tante volte è un problema muscolare, ripeto, non solamente di schiena. Analizziamo rapidamente perché il nostro tempo sta per concludersi. Un'altra causa di mal di schiena, la postura. Quando si parla di postura, allora uno così inconsciamente tende a mettersi dritto, dice guarda che hai una postura che ti può far venire, uno cerca o tende a raddrizzarsi con la schiena o con le spalle. Non è solamente quella la postura, la postura parte dai piedi. Molte persone che hanno un cavismo del piede, che significa cavismo del piede? Significa che la parte centrale del piede non carica bene, e sono tante, possono avere mal di schiena perché da quel cavismo tutta la gamba e di conseguenza la colonna lombare va in contrazione. Quindi prima di trattare un mal di schiena o ci si limita semplicemente, dici prendi l'antinfiammatorio ma non si risolve il problema, oppure vai a fare le terapie fisiche ma non si risolve il problema. Bisognerebbe sempre cercare quella che è la causa. La diagnosi è sempre l'aspetto più importante di una terapia, e la diagnosi la fa il medico, e il medico capisce, o si spera, qual è la causa del mal di schiena. Dovrebbe optare, più che agire così in maniera stereotipata, dovrebbe optare per quanto possibile a correggere la causa. Riprenderemo la prossima volta questo argomento, che credo sia un argomento che possa interessare molti di noi, e magari incominceremo a accennare anche alle terapie. Grazie dell'attenzione, buongiorno. Avete visto ed ascoltato la rubrica Ozonoterapia e A cura del dottor Leonardo Pentivolpe.